Pace e bene, dal santuario di San Leopoldo in Padova trasmettiamo la Santa Messa e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo con il canto Benedici il Signore anima mia, al numero 78. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo la memoria di San Francesco Antonio Fasani, frate minore conventuale di fine Seicento, apostolo della parola. Affidiamo alla sua intercessione di accogliere l'abbondanza della parola che in questi giorni ci viene offerta e di saperla testimoniare ed evangelizzare con la nostra vita. Domandiamo perdono per i nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che in San Francesco Antonio Fasani ci hai dato un modello di serafica perfezione e un ardente apostolo della tua parola, concedici, ti preghiamo, per i suoi meriti e la sua intercessione, di essere sempre saldi nella fede e operosi nella carità, per meritare il premio eterno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli e i secoli. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni alcuni uomini accorsero e trovarono Daniele che stava pregando e supplicando il suo Dio. Subito si recarono dal re e gli dissero riguardo al suo decreto: non hai approvato un decreto che chiunque, per la durata di 30 giorni, rivolga supplica a qualsiasi Dio o uomo all'infuori di te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni? Il re rispose: sì, il decreto è irrevocabile, come lo sono le leggi dei Medi e dei Persiani. Ebbene, replicarono al re, Daniele, quel deportato dalla Giudea, non ha alcun rispetto né di te, o re, né del tuo decreto. 3 volte al giorno fa le sue preghiere. Il re, all'udire queste parole, ne fu molto addolorato e si mise in animo di salvare Daniele e fino al tramonto del sole fece ogni sforzo per liberarlo.
Ma quegli uomini si riunirono di nuovo presso il re e gli dissero: «Sappi, o re, che i Medi e i Persiani hanno per legge che qualunque decreto emanato dal re non può essere mutato». Allora il re ordinò che si prendesse Daniele e lo si gettasse nella fossa dei leoni. Il re, rivolto a Daniele, gli disse: «Quel Dio che tu servi con perseveranza ti possa salvare». Poi fu portata una pietra e fu posta sopra la bocca della fossa. Il re la sigillò con il suo anello e con l'anello dei suoi dignitari, perché niente fosse mutato riguardo a Daniele. Quindi il re ritornò al suo palazzo, passò la notte digiuno, non gli fu introdotta nessuna concubina e anche il sonno lo abbandonò. La mattina dopo il re si alzò di buon'ora e allo spuntare del giorno andò in fretta alla fossa dei leoni. Quando fu vicino, il re chiamò Daniele con voce mesta: «Daniele, servo del Dio vivente, il tuo Dio che tu servi con perseveranza ti ha potuto salvare dai leoni?» Daniele rispose: «O re, vivi in eterno. Il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso le fauci dei leoni ed essi non mi hanno fatto alcun male, perché sono stato trovato innocente davanti a lui, ma neppure contro di te, o re, ho commesso alcun male». Il re fu pieno di gioia e comandò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Appena uscito non si riscontrò in lui lesione alcuna, poiché egli aveva confidato nel suo Dio. Quindi, per ordine del re, fatti venire quegli uomini che avevano accusato Daniele, furono gettati nella fossa dei leoni insieme con i figli e le mogli. Non erano ancora giunti al fondo della fossa che i leoni si avventarono contro di loro e ne stritolarono tutte le ossa. Allora il re Dario scrisse a tutti i popoli, nazioni e lingue che abitano tutta la terra: abbondi la vostra pace. Per mio comando viene promulgato questo decreto: in tutto l'impero a me soggetto si tremi e si tema davanti al Dio di Daniele, perché egli è il Dio vivente che rimane in eterno. Il suo regno non sarà mai distrutto e il suo potere non avrà mai fine. Egli salva e libera, fa prodigi e miracoli in cielo e in terra. Egli ha liberato Daniele dalle fauci dei leoni. Parola di Dio. A lui la lode e la gloria nei secoli. Benedite rugiada e brina il Signore, benedite gelo e freddo il Signore. Benedite ghiacci e nevi il Signore, benedite notti e giorni il Signore. Benedite luce e tenebre il Signore, benedite folgori e nubi il Signore. Benedica la terra il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli. Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina.
Allora coloro che si trovano nella Giudea fugano verso i monti, coloro che sono dentro la città se ne allontanino, e quelli che stanno in campagna non tornino in città. Quelli infatti saranno i giorni di vendetta, affinché tutto ciò che è stato scritto si compia. In quei giorni guai alle donne che sono incinte e a quelle che allattano, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira contro questo popolo. Cadranno a fil di spada e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni. Gerusalemme sarà calpestata dai pagani, finché i tempi dei pagani non siano compiuti. Vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Parola del Signore. Non so se vi siete accorti, ma in questi giorni Daniele continua a dirci soltanto una cosa, anche se i racconti sono molto articolati e ricchi. E l'annuncio di Daniele si può sintetizzare in questo: c'è qualcosa che non avrà mai fine, c'è un regno che dura. E questo annuncio che Daniele esprime in diverse forme viene rivolto, se ci avete fatto caso, a 3 diversi re. Veniamo dalla Domenica di Cristo Re e in questa settimana ascoltiamo forme diverse di regalità. Questo annuncio è stato rivolto anzitutto a Nabucodonosor, vi ricordate all'inizio della settimana che si è manifestato un re aperto. Daniele dice: guarda, non resterà pietra su pietra del tuo regno, prima o poi tutto finirà, però resterà il regno di Dio, sii felice. E Nabucodonosor parla con familiarità con Daniele, accoglie questo annuncio, è attento, è curioso. Ieri abbiamo ascoltato di un altro re, Baldassar, al quale Daniele rivolge lo stesso annuncio: c'è soltanto un Dio e un regno. E Baldassar invece abusa dei suppellettili del Tempio, si innalza contro Dio, re della vita e signore di tutte le vie, non rispetta un popolo, viola la sacralità di un tempio e di fronte all'annuncio di Daniele prova paura, trema, si mostra inconsistente e non cambia, non si converte. Rimane dentro la sua paura di perdere qualcosa, un'altra forma di regalità. Oggi incontriamo un altro re, il re Dario, che ci consegna una delle pagine più intense e profonde della Bibbia. Un re che potremmo leggere secondo 2 versanti, ma prima dobbiamo capire dove siamo arrivati con la storia. Cosa è successo? Succede sempre così, che quando Dio dona qualcosa a qualcuno a favore del popolo, e in questo caso sta donando sapienza abbondante a Daniele, attorno a lui non si crea gioia, esultanza, ma invidia. Capita anche a noi. Quando vediamo che qualcuno dentro la nostra cerchia inizia ad emergere un po', sembra vivere un pochino sereno, sembra essere capace di generare vita attorno a sé, noi invece di essere contenti che Dio si stia occupando di tutti noi attraverso un dono, iniziamo a provare invidia. Perché a lui sì e a me no? Invece quindi di imparare qualcosa e di ricevere qualcosa, cerchiamo di togliere di mezzo persone scomode,
che ci ricordano quello che noi ancora non siamo. E allora cos'è che parte? Mormorazione, denigrazione. Un gruppo di uomini, ci dice il testo, si allea e cerca di mettere in cattiva luce Daniele. Va dal re Dario e gli ricorda che lui è un deportato, non è dei nostri, e che sta facendo qualcosa che è vietata alla legge, che Dario stesso ha promulgato. Daniele sta pregando 3 volte al giorno, nulla di terribile, eppure va contro qualcosa che Dario ha scritto. Soltanto a lui possono essere fatte delle suppliche. La cosa è molto molto sottile. Sta di fatto che questo branco di lupi, altro che i leoni della fossa, questo è il vero problema. È quando gli uomini si mettono assieme con cattiveria. Questo branco di lupi tocca un tasto dolente per Dario, cioè il suo potere. Ma sei qui tu re o no? O permetti che qualcuno vada contro la legge che tu hai promulgato? E qui iniziamo a vedere la reazione del re, che possiamo leggere in 2 modi. La prima, vedendo lo sviluppo della storia, sembrerebbe prefigurazione di Erode con il Battista. Dario non ha il coraggio di andare contro quello che ha scritto e di fatto consegna Daniele nella fossa, tanto quanto il re Erode consente di tagliare la testa a Giovanni il Battista. Eppure, se stiamo un po' sul testo, ci accorgeremo che ci sono diversi elementi che ci portano a leggere la figura di Dario in un altro modo. Dice Daniele che il re cerca in tutti i modi di salvarlo. Dice Daniele che è vero, il re rispetta la legge, quello che ha scritto, ma mette un sigillo sulla pietra, come dire: qui ci sono io, vengo io con te dentro questa fossa. Ancora, il testo ci dice che il re la mattina presto, come la Maddalena al sepolcro, va verso questa pietra e chiama. Sei vivo? Si preoccupa di Daniele, lo cerca. Potremmo dire che è figura di Dio Padre, della sua regalità. Va verso questo figlio e pone la domanda che è la domanda che abbiamo tutti noi a cuore. Dio ti ha salvato? Il Dio in cui credi salva? E guardate che qui dentro c'è il nome di Gesù. Dio salva. E alla fine ci consegna una confessione di fede che noi ancora oggi esprimiamo dentro il credo. Una volta che vede Daniele vivo, cos'è che dirà? Il suo regno non avrà mai fine. Il regno del Dio di Daniele non avrà mai fine, certificando, attestando l'annuncio che Daniele continua a rivolgerci dall'inizio di questa settimana. C'è un regno, ed è il regno di Dio, che non terminerà. Questa è la buona notizia. Daniele come si comporta? Se il re Dario è figura della regalità di Dio Padre, Daniele è prefigurazione della vita del Figlio. Risponde a Dario che tu possa vivere in eterno. E ancora si manifesta dentro la fossa dei leoni seduto accanto a loro, esattamente come farà Gesù durante il tempo della tentazione nel deserto, dove ci saranno le bestie selvatiche attorno a lui e gli angeli a servirlo. Allora, cosa ci serve tutto questo nella nostra giornata quotidiana, semplice, ordinaria? Credo a fare una verifica importante. Anzitutto ad accorgerci se il movimento che questa settimana ci sta consegnando lo stiamo un po' comprendendo. Vi ricordate? È un movimento di ritorno all'origine, al Creatore nostro, che non significa però per noi tornare alla vita sull'Eden, non è questa la nostra realtà, ma è tornare a vivere la vita che il Figlio di Dio ci ha consegnato, che è una vita riconciliata. Noi ci stiamo approssimando al Natale non soltanto per farci i regali e per vivere qualche buona consolazione, ma per vivere la vita di un figlio capace di stare dentro le conflittualità del mondo con pace e serenità. Abbiamo ascoltato il Vangelo. Quello che capiterà sarà terribile, ma qui si giocherà la nostra regalità. Avremo anche noi paura di perdere qualcosa, di morire, di perdere un po' di visibilità, perché le battaglie che viviamo non saranno soltanto nell'ultimo giorno, sono quelle di ogni giorno.
Oppure la nostra regalità è una regalità di chi confida in Dio e che sa vivere con pace dentro anche tutte le fatiche di ogni giorno. E questa è la regalità che stiamo assumendo? Che il libro di Daniele e queste diverse forme di figliolanza, paternità e regalità che stiamo ricevendo ci aiutino a scegliere, a comprendere che essere re e regine per noi significa anzitutto governare noi stessi, di essere in pace con noi stessi e con gli altri, di non fare la guerra, di non chiedere che gli altri cambino, ma di saper gestire la nostra rabbia, le nostre emozioni e trovare risorse diverse per trovare il modo per essere in pace con tutti. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vite, del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché diventino per noi il cibo di vita eterna e bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, la nostra offerta e donaci un'esperienza viva del tuo amore, perché sull'esempio di San Francesco Antonio serviamo al tuo altare con cuore puro e generoso, per celebrare degnamente la tua lode e ottenere i benefici della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compie in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo.
Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando la morte, il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di Luigi e di Idelma, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i nostri santi, Leopoldo, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ci rivolgiamo al Padre dicendo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un gesto di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio,
Credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. O Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Al numero 188. O Signore, fa di me uno strumento, fa di me uno strumento della tua pace, dove odio che io porti l'amore, dove offesa che io porti il perdono, dove dubbio che io porti la fede, dove discordia che io porti l'unione, dove errore che io porti verità, a chi dispera che io porti la speranza, dove errore che io porti verità, a chi dispera che io porti la speranza. Oh Maestro, dammi tu un cuore grande, che sia goccia di rugiada per il mondo, che sia voce di speranza, che sia un buon mattino per il giorno d'ogni uomo, e con gli ultimi del mondo sia il mio passo lieto nella povertà, nella povertà. Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita, fa che, seguendo l'esempio di San Francesco Antonio, ti onoriamo con fedele servizio e ci prodighiamo con carità instancabile per il bene dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo, unico pastore della tua Chiesa. Per l'intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infondi in noi il tuo spirito perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Giovane donna, giovane donna, attesa dell'umanità, un desiderio d'amore e pura libertà, il Dio lontano è qui vicino a te, voce silenzio
Quanta bontà in Friuli Venezia Giulia. Ve la state spazzando, vero? In Friuli Venezia Giulia, montagna, terme. E buon vino. Cosa facciamo stasera? Venite a Trieste, ok? Ci sta. E alla fine decidono sempre loro. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e Falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. I finanziamenti di Next Generation sono fondamentali e aiutano in maniera significativa progetti che lavorano a colmare il divario digitale che si vive nelle scuole d'Italia e soprattutto del Sud.